Bentornati a un nuovissimo aggiornamento con le previsioni meteo. Tante lamentele, tante critiche ovviamente in vista del freddo che si pensava molto più evidente, delle caratteristiche molto più invernali. Ovviamente in questi giorni il nord Italia è stato saltato dal maltempo e in questi giorni la instabilità si concentrerà principalmente tra la Francia e la Spagna. Temperature comunque leggermente sotto la media del periodo che porteranno nuovamente delle gelate soprattutto giovedì. Tra mercoledì e giovedì però l'instabilità in modo seppur sparso interesserà principalmente il sud Italia e parte del centro, con fenomeni principalmente sulla Campania, sulla Sicilia, Calabria e anche sulla Sardegna, con temperature in media col periodo leggermente sotto, per una discesa comunque, come notiamo, di aria gelida sull'Europa orientale. E andiamo appunto a vedere insieme le conseguenze climatiche e del tempo nel corso dei prossimi giorni. Andiamo a vedere da venerdì la situazione. Questo è il fronte freddo, il fronte gelido che riuscirà a portare temperature molto sotto la media sui settori dell'Europa orientale, che schiverà l'Italia e quindi di conseguenza non riuscirà a portare delle temperature molto fredde. Infatti rimarremo su valori, come notiamo da questa grafica, in media col periodo su gran parte dell'Italia. Potrebbe invece risentire del freddo un po' più evidente il sud Italia, come notiamo il sud Italia rimarrebbe un po' più coinvolto dal freddo, dalle caratteristiche invernali. Di conseguenza poi cosa succederà? Le temperature cominceranno a guadagnare ancora qualche grado al nord, seppur ovviamente al mattino avremo ancora qualche gelata in Valpadana, con ancora delle nebbie e delle foschie, ma si preparerà proprio a partire dal lunedì prossimo una tendenza che ancora necessita ovviamente di ulteriori aggiornamenti, la formazione di questo nucleo molto gelido che dovrebbe riuscire tra la Scandinavia e il nord comunque dell'Europa a formare e a sviluppare un conseguente maltempo e un raffreddamento atmosferico proprio in quella zona. Questo a causa di cosa? Questo a causa di un blocco anticiclonico sulla Groenlandia che favorirebbe un netto raffreddamento su queste aree, quindi temperature molto più fredde nella norma, con temperature anche sotto la media di 8-10 gradi, e mentre sull'Italia non avremo delle conseguenze per niente, anzi avremo un ulteriore riscaldamento per l'attivazione di correnti più umide da sud-ovest che poi nel corso dei giorni successivi, quindi con la prossima settimana, da sud-ovest verso nord-est porteranno con sé un carico di piogge sparse sul nord Italia a carattere comunque molto sparso. Non avremo perturbazioni organizzate, avremo dei fronti comunque instabili, ma appunto non riusciremo ad avere temperature dalle caratteristiche invernali, anzi si potranno nuovamente portare sopra la media del periodo. Ma guardate il centro-sud Italia e il Nord Africa come riuscirebbero a risentire di un caldo notevole, di un caldo anormale per il periodo, sopra la media anche di 8-10 gradi, quindi davvero insomma per niente si andrebbe a vivere una fase di gelo come quella che invece prevedeva il modello americano. Vi ricordiamo che il modello europeo da giorni viveva questa grafica, una grafica che a differenza del modello americano mostrava invece segnali di anticiclone, quindi di clima mite e dell'arrivo di correnti più umide sud-occidentali, escludendo la possibilità di gelo sul nord Italia. E attenzione, perché bisogna analizzare ogni modello, ce ne sono davvero moltissimi da analizzare e da confrontare tra loro per capire con esattezza quello che accadrà nel lungo termine. Quindi attenzione, affidatevi ovviamente a delle previsioni piuttosto attendibili. Questo al momento, una media di affidabilità che al momento riscuote molto successo, più del 65% realizzabile, quindi insomma è una fase che comunque vede l'inverno scomparire e quindi il ritorno a condizioni da lunedì 15 gennaio, proprio dopo la metà del mese, un ritorno a correnti umide ma più miti oceaniche e quindi un possibile anche rinforzo anticiclonico con tempo stabile al sud, un po' più variabile al nord. Per maggiori dettagli consultate i prossimi aggiornamenti meteo.